Come abbiamo anticipato, ci ha raggiunto Liviero Di Liberto, segretario dei Comunisti Italiani, la ringrazio. Buonasera. È la prima volta che riesco finalmente ad averla ospite, mi fa molto piacere. Anche a me. In una giornata in cui mi sembra giusto fare un commento su questi attacchi, attentati, chiamiamoli come si vuole, alle sedi della Lega Nord, sia in Friuli Giulia che in Veneto. Beh, è del tutto evidente che qualunque forma di violenza politica è deprecabile, quindi anche rispetto ad un avversario di cui io non condivido praticamente nulla come la Lega, però per carità, condanna fermissima. E il fatto che qualcuno abbia già detto ma sono tornate le Brigate Rosse, le dà fastidio? Ma no, ma che tornate le Brigate Rosse? No, le Brigate Rosse facevano altre cose, e per fortuna sono stati arrestati quelli che hanno ammazzato le persone anche recentemente, e non sono le Brigate Rosse. Perché c'è questa intolleranza però? L'intolleranza e il clima di violenza è innanzitutto alimentato proprio dalla Lega, dalla destra, i medici spia, le ronde, i respingimenti. Salvini, il capogruppo della Lega Nord a Milano, ha proposto gli scompartimenti separati negli autobus e nei tram per gli extracomunitari e per i milanesi. Cioè, è l'America degli anni 50, prima di Martin Luther King, prima di Kennedy, ma di cosa stiamo parlando? L'intolleranza nasce da lì. Adesso, domani chiaramente i giornali saranno pieni di questo, non so se ci sarà ancora Noemi, non si parla più della crisi, si parla pochissimo di europee e ancor meno di referendum, eppure tra poco saremo chiamati in un weekend a votare per europee e poi dopo 15 giorni che ci siano o non ci siano in quel singolo seggio anche i ballottaggi, i seggi saranno aperti per il referendum. Di queste cose io non leggo nulla, sono io che leggo male, scelgo i giorni sbagliati, non arrivo alla pagina giusta? Avrà visto che noi non parliamo di Noemi. No. Siamo tra i pochissimi che non parliamo di Noemi. I giornali. Io do un giudizio morale pesantissimo su Berlusconi, sul modo con cui considera le donne, in questo caso anche delle ragazzine, ma non c'entra con la mia linea politica, non c'entra. Quello che poi fa, ha detto Berlusconi, lei di europea legge, trova? Di europea assolutamente nulla, naturalmente, perché il referendum meno c'è meglio è, perché non andrò a votare. Ma io dal mio punto di vista per sono sapere se sono contento. d'accordo con lei, se sono ignorante nel senso etimologico del termine, come faccio a sapere se posso essere o non essere d'accordo con lei? Ma guardi, ci vuole un trattato di 2000 pagine per capire che cosa vuole questo referendum, quindi è bene che non ci sia nulla, perché è un colossale imbroglio. Sull'europeo invece è vero, non se ne parla, ma guardi che, lo dico a chi ci ascolta, fate un esperimento, a qualunque ora del giorno e della notte, di qualunque giorno della settimana, accendete la TV e vedrete che dei problemi vostri, cioè della gente normale, la materialità della condizione di vita, il salario, il precariato, le pensioni, i trasporti, la casa, lo studio, non parla nessuno. Quello che appare è un'Italia che non esiste, è l'Italia di un sogno fasullo che viene propinato attraverso le televisioni, con delle eccezioni come quella di stasera, proprio perché non si vuole parlare. Qui in studio con noi c'è anche Nicola Talmi, potrà darmi atto che non è un'eccezione, voglio dire. No, l'eccezione lo stavo dicendo in positivo, stavo facendo un complimento. Non è questa sera, voglio dire, sì. è tutto l'anno che facciamo eccezione. Ecco, però appunto il complesso è una tragedia, non si parla delle cose concrete. Io vengo da Marghera, ero a Marghera, al petrolchimico. 5.500 lavoratori. I lavoratori non sono una categoria astratta, sono persone, non sono numeri dell'Istat, che rischiano di perdere il posto di lavoro perché in quella zona, che è molto bella, vogliono fare una colossale speculazione edilizia. Francamente, se ne parla? No. Si discute di queste cose, non si parla di Noemi. A me mi monta una rabbia terrificante. Anche Repubblica, voglio dire, anche se sui giornali di destra, voglio dire. Cioè. Le sto dicendo qualunque trasmissione, qualunque, cioè è un'idea pazzesca e distorta della società italiana. E l'idea che noi dobbiamo stare a discutere su cosa ha fatto o non ha fatto Berlusconi con Noemi è incredibile. Non mi può fregare meno. Appunto.